Segretario, quale vuole essere il significato, il senso di questa iniziativa? Semplicemente fare riflettere il governo regionale che non basta indignarsi quando ci sono i morti nei cantieri, così come comprendiamo che per alcuni non va più testo il grande numero di malattie invalidanti. Io sfido la classe dirigente al governo a stare un giorno nei propri uffici senza aria condizionata, in maniera tale da capire cosa significa stare a mezzogiorno nei cantieri edili, così come nelle campagne. Noi chiediamo al Presidente Schifani di farsi carico attraverso un'ordinanza di invitare tutte le aziende a chiudere nelle ore calde. Superando i 35 gradi non è più umano consentire alla gente di lavorare. Ecco, semplicemente, visto che il Presidente Schifani non ha tempo di farsi spiegare di persona queste cose, attraverso questa manifestazione itinerante in tutte le 9 città provinciali della Sicilia, noi parliamo a Schifani che abbiamo accanto a noi. Quale vuole essere il senso di questa iniziativa? Oggi abbiamo dato un taglio ironico, ma è chiaro che stiamo affrontando un tema terribilmente drammatico, quello dello stress termico nei luoghi di lavoro. Siamo ad Agrigento, stiamo per raggiungere i 35 gradi, alle 11 ci sposteremo a Caltanissetta e avremo già superato i 35 gradi, che è il limite previsto dalla legge per fermare le attività. Ma le attività non le ferma quasi nessuno. Ecco perché noi stiamo da anni battagliando per alzare la sensibilità e cercare di far rispettare la legge. Servono però dei passi in avanti e la politica in questo senso è fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto alla Regione Sicilia di fare un'ordinanza regionale che valga per tutti i comuni, per restringere le attività nelle ore più calde della giornata. Abbiamo ottenuto ordinanze comunali in questi anni in altri territori, ma serve un'ordinanza per dare un segnale netto in tutta la Sicilia. Oggi usiamo l'ironia per alzare ancora di più l'attenzione sul tema, che è un tema drammaticamente serio, come abbiamo detto all'inizio, e che incide fortemente sulla salute dei lavoratori.